Quinta corsa a confronto per anziani di categoria C e D. Sono in 8 rimasti al via dopo il ritiro di Dandy De Godrel. Scendono di un numero, quindi 4, 5 e 6. Tutto start in movimento. 1 Eclatante Se, Roberto Vecchione. 2 Deng Yu Fa, Francesco Facci. 4 Brest dei Greppi, Carmine Piscuoglio. 5 Corcovado, Francesco Pettinari. 6 Achim Griff, Maurizio Cheli. Seconda fila 7 Hector Zetelle, Marco Stefani. 8 Cordobes, Antonio Di Nardo. 9 Cheyenne Lux, Vincenzo Piscuoglio dell'Annunziata. Parte piano Achim Griff. Si parte con veloce Corcovado che cerca di scavalcare tutti e ci riesce. In seconda posizione Eclatante Se, che viene tenuta lì da Deng Yu Fa, che prova a serrarla in corda e sbaglia Eclatante Se. Errore anche di Hector Zetelle, l'errore anche di Deng Yu Fa, un disastro alla prima curva e così punta in avanti Cordobes. Numero 2 Deng Yu Fa, squalificato. Passa a condurre Cordobes nei confronti di Corcovado. Primi 400 in 30 spaccato. Avanza al largo Cheyenne Lux, cerca di andare su Cordobes, poi alla corda rimane Corcovado che precede Brest dei Greppi e Achim Griff. 600 metri in 45,6. In vantaggio Cordobes, attacca al largo Cheyenne Lux, parecchio ardente nelle mani di VP dell'Annunziata. Prova a moderarne gli ardori VP. I primi 800 se ne vanno così in 59,7 sul piede dell'1,14,5. Continua a comandare Cordobes, ma il suo esterno è sempre minaccioso. Cheyenne Lux passa in terza posizione Brest dei Greppi sul calo di Corcovado, poi Achim Griff, chilometro in 1,14,6 con Cheyenne Lux che continua ad attaccare Cordobes che continua a difendersi, poi ancora Brest dei Greppi ed Achim Griff. La retta di là in 14,1, Cordobes e Cheyenne Lux sempre alle prese. Brest dei Greppi che cerca di riavvicinarsi, ma non è facile perché Cordobes ora allunga ancora, è messo in difficoltà Cheyenne Lux, entra in retta d'arrivo in vantaggio, 14,8 la piegata. La retta d'arrivo per Cordobes che se n'è andato dalla compagnia e viene a regalare il triplo in serata ad Antonio Di Nardo. Cordobes. Secondo Brest dei Greppi, terzo Cheyenne Lux, 1,13,7. Sfila a condurre e si rende intangibile Gennaro Casillo al training per la proprietà di Cosimo Brigante. Percorso di testa vincente per Cordobes e Antonio Di Nardo.